Salvare le terre, le coltivazioni dall'avanzata del cuneo salino che dal mare risale il delta del Po, realtà che con le estati sempre più siccitose è diventata una vera e propria emergenza e la mission di quello che è stato ribattezzato Mini Mose è in fase di realizzazione a Polesine Camerini. Qua siamo a pochi chilometri dalla foce, ecco che in previsione stiamo mettendo in atto azioni di resilienza, azioni di difesa. Un'opera di difesa idraulica dal valore di 3 milioni di euro e un approvvigionamento di acqua dolce. Stiamo andando a chiudere questa ex ansa del fiume con un manufatto che ospiterà delle porte di regolazione, delle paratoie di regolazione, per far sì che si possa immagazzinare acqua dolce in questo bacino. Stiamo parlando di un bacino di 50 ettari di superficie che potrà accumulare fino a 1 milione di metri cubi di acqua dolce. Un bacino nell'ex ansa Volta Vaccari che consentirà nei momenti di difficoltà, ovvero quando il cuneo salino risale, di avere una riserva d'acqua dolce per i 1750 ettari di terreni e colture di Polesine Camerini, un'autonomia garantita di una ventina di giorni. L'invaso e il bacino sarà riempito quando l'acqua dolce, quando il fiume Po avrà sufficiente portata e quindi le paratoie, le aperture si apriranno, andranno ad invasare acqua, ad accumulare risorsa nel bacino. Un intervento che rientra nel piano laghetti e invasi previsto dalla Regione Veneto e con lui, sempre in zona, sono previsti altri progetti sempre a salvaguardia delle aree e riserve naturali. Sono diversi interventi localizzati, questo a Polesine Camerini, ma anche sull'isola della Donzella e l'isola di Cavenier, soprattutto per il territorio di Porto Tolle e la parte più meridionale dell'isola di Ariano, perché sono le più esposte alla risalita del cuneo salino.